Il titolo di quest'opera è Rain Bars ed è una delle ultime composizioni di Nancy Gann, completamente incentrata sul tema dell'acqua, tema molto importante anche per la California, dove scarseggia e quindi va tesaurizzata. L'acqua è il trait d'union tra San Francisco e Venezia ed è un tema molto caro all'artista californiana. Questa grande carta è come un rotolo che si srotola o come la trama di un tappeto da preghiera. L'installazione proprio così è stata voluta dall'architetto Tobias Scarpa per sottolineare la sacralità di questa grande carta. Carta che, a differenza di quella cinese, che è a base di canapa, è invece un insieme di materie organiche e diverse, di fibre naturali, tra cui il coso, che è a base di gelso e che sarebbe l'elemento maschile della carta, il gampi, che è un arbusto rarissimo, non coltivabile, e poi la mitsumata, che è un filamento molto morbido e che è la parte femminile della carta. Quindi queste sono carte giapponesi molto particolari. L'acqua qui crea una specie di narrazione orizzontale dove sono ancora presenti gli strappi, il ricordo degli strappi delle carte fatte a mano da Nancy Gann, e dove lo sgocciolio dell'acqua interrompe la griglia orizzontale che sottende l'intera composizione e crea quasi uno spartito musicale dove abbiamo la ricorrenza di temi e nello stesso tempo echi di vari motivi. Quindi è una composizione che si appella sia all'occhio che all'orecchio, in quanto richiede silenzio e nello stesso tempo ti fa sentire il suono quasi segreto di uno spartito o di un mantra ripetitivo, ma diciamo spiritualmente molto lenitivo. È una composizione straordinaria che diciamo con delle tonalità estremamente serene, però che non vuole essere un invito ad astrarsi dalla realtà, in quanto se si guarda molto bene da vicino ci sono dei piccoli messaggi segreti in cincolé, delle piccole mappe topografiche che sono come dei messaggi segreti da decodificare, ed è proprio un invito allo spettatore ad entrare nell'opera e accogliere con immediatezza la possibilità di capire e di interpretare in modo personale il tema così profondo e così complesso che è il tema dell'acqua. Direi che ricorda questa grande carta anche il giardino zen giapponese, perché l'acqua è la presenza di un'assenza, perché come sapete nel giardino zen è solo la sabbia, quindi è proprio la presenza di un'assenza. Qui l'acqua si intravede, non è esplicita, l'acqua è implicita, con tutta la ricchezza dei suoi messaggi. Anche questo è un paesaggio dell'anima, un paesaggio spirituale,
che evoca sensazioni di armonia e di grande serenità interiore.